Bloccati in tutta Italia e così anche a Venezia per 2 ore in seguito al blackout di POS e bancomat, tra ipotesi di pirateria informatica e teorie di complotto. Pienone per Pasqua e Biennale a Venezia, hotel tutti operativi per la prima volta dopo 2 anni. Le strutture ricettive a Venezia si avvicinano al tutto esaurito. Per Pasqua Jesole Cavallino e boom di prenotazioni con una ripresa occupazionale con punte fino all'85%, italiani il 50% dei turisti con il ritorno degli storici tedeschi e austriaci. Dopo 2 anni di restrizioni causa Covid, oggi pomeriggio è tornata la Via Crucis nell'antico borgo di Malamocco in uno scenario davvero unico e suggestivo. Il forum Futuro Arsenale ricorre al TAR contro la delibera del comune che cambia la proprietà è legittima, dice, ha avviato una raccolta fondi dell'associazione per presentarsi al TAR. Gli auguri di buona Pasqua del vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, che nel suo messaggio ha invitato tutti ad essere costruttori di pace. Torna a Jesole il musical di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris. Da stasera e per i prossimi 4 giorni le tappe del tour italiano slittato più volte causa Covid che festeggia il suo 20ennale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, lo avete sentito, blackout di POS e bancomat avvolto nel mistero, quello avvenuto oggi in molte città d'Italia e del Veneto, ma c'è chi parla anche di un autentico complotto. Blackout dei pagamenti con POS e bancomat nella tarda mattinata di oggi a partire dalle 11.30 circa fino alle 13.30/14 da Mestre a Venezia fino a Marghera, Marcone e Chioggia, così come in contemporanea in altre province del Veneto e di buona parte dell'Italia. I disservizi in molti negozi, specie dei centri commerciali, fine distributori di carburante e pure i supermercati, dove molta la gente trovatasi costretta a suo malgrado a lasciare alla cassa la spesa già imbustata in quanto sprovvista del necessario contante. Da questa mattina abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri associati, sia per quanto riguarda il mondo dell'artigianato che il mondo del commercio, con delle difficoltà effettive nell'utilizzo dei sistemi di pagamento tramite POS da parte dei clienti. Questa situazione ovviamente abbiamo visto che è una situazione che riguarda il contesto nazionale. E mentre si cerca di capire cosa possa essere accaduto, se l'azione possa essere stata opera anche di qualche esperto hacker, cioè una sorta di attacco informatico, prende sempre più corpo anche l'ipotesi di una precisa macchinazione. Questo evento si è verificato proprio nel giorno in cui si è saputo che a partire da giugno ci saranno delle sanzioni per chi non accetterà l'utilizzo del POS nei propri negozi, nei propri esercizi. Noi come Confesercenti siamo d'accordo sul fatto che ci siano delle sanzioni perché la regola in questa maniera è confermata ed è precisata. Al tempo stesso riteniamo che il governo debba intervenire sulle banche affinché il costo per gli esercenti e del POS stesso, cioè della macchinetta, e il costo della percentuale che viene applicata ad ogni vendita venga ridotto al minimo, così come probabilmente secondo noi è necessario che ci sia comunque un minimo sotto il quale non debba essere obbligatorio l'utilizzo del POS. Il blocco, seppur temporaneo, ha dato davvero grossi problemi a quanti nel portafogli dispongono delle carte piuttosto che dei contanti. Venezia torna a riempirsi di turisti. Per Pasqua ci sarà il tutto esaurito negli hotel del centro e così sarà anche per le prossime 2 settimane. A Venezia per Pasqua arriva il tutto esaurito negli hotel. Ecco il primo vero momento di ripartenza e tra Pasqua e la Biennale la città si pronuncia sold out per le prossime 2 settimane con presenze turistiche molto qualificate da tutto il mondo. Così la città riprende vigore. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi. È il primo momento probabilmente in cui Venezia si riprende dopo 2 anni di pandemia e altri 4 mesi di orribile acqua alta nel 2019 quando i turisti erano scomparsi per la paura di uno tsunami a Venezia. Devo dire la verità che ora Venezia sta riprendendosi alla grande, siamo praticamente al tutto esaurito per i prossimi 10-15 giorni, Pasqua, la Biennale, soprattutto la Biennale, stanno portando veramente una grandissima affluenza. La Biennale, motore e volano economico.
Dobbiamo ringraziare anche la Biennale, non cesseremo mai di ringraziare il Presidente Cicutto per avere preso la decisione già nei tempi della feroce pandemia di fare la Biennale fisicamente, perché questa Biennale veramente sta riempiendo la città, ma sta riempiendo la città anche di un turismo qualificato. Le incertezze per gli operatori sono a maggio. Maggio non sappiamo ne ancora nulla, ormai l'abitudine da parte del turista è quella di prenotare last minute, e prenotare last minute significa che le imprese non hanno la minima idea di quali saranno i flussi turistici 20-30 giorni dopo, e quindi speriamo in bene, speriamo che questa crisi sia finalmente terminata. Ha lasciato macerie però. Per Pasqua anche a Jesolo è boom di prenotazioni con una ripresa occupazionale con punte fino all'85%, così dai dati degli albergatori. La passeggiata con i cagnolini sulla spiaggia, ombrelloni e lettini già pronti e distesi al sole, al pari di chi alla comodità preferisce il ritorno del tepore sulla sabbia. E ancora i giochi di bimbi con il pallone e di quanti da grandi si stanno già godendo le vacanze di Pasqua da beati turisti. È il quadro dipinto in queste ore lungo il litorale veneziano, con la riapertura di molti alberghi su Jesolo e Cavallino e una forte ripresa dell'occupazione dopo 2 anni di agonia. Siamo oltre il 70% con delle punte anche di 80-85% di occupazione, per cui siamo assolutamente felici per come è iniziata la stagione, anche in virtù del fatto appunto che in questo periodo dell'anno era 2 anni che eravamo sostanzialmente impossibilitati ad accogliere gli ospiti. A popolare le nostre spiagge per lo più turisti italiani per oltre il 50%, con gli storici e i turisti di nazionalità tedesca e austriaca alloggiati per lo più nei campeggi. Ovviamente grande l'emozione degli albergatori nel riaprire l'attività. E vedo che la gente scende con la voglia di dedicarsi una piccola pausa insomma dal tran quotidiano. Siamo finalmente felici di poter tornare a fare il nostro lavoro. Pasqua come termometro per una stagione balneare estiva 2022 che ci si auspica possa essere in altrettanta forte ripresa. C'è stata una forte pressione della domanda nei primi 2 mesi dell'anno, un po' di spazio nel quale insomma le vicende dell'est hanno rallentato, adesso sono riprese le prenotazioni in maniera abbastanza fluida, c'è un cauto ottimismo. Per la settimana santa tornano le processioni all'aperto dopo 2 anni di restrizioni causa Covid. Oggi pomeriggio, come vediamo dalle immagini, tra le varie celebrazioni si è tenuta la Via Crucis in uno scenario davvero unico e suggestivo. L'antico borgo di Malamocco al Lido di Venezia, la Via Crucis è stata guidata oggi pomeriggio dal parroco della chiesa arcipetrale di Santa Maria Assunta, Monsignor Cesare Zanusso, un tempo antica sede vescovile. Ad animare la Via Crucis sono stati bambini e ragazzi della catechesi, anche questo un bel segnale di speranza per combattere lo spopolamento e dimostrare che Venezia e le sue isole può ancora essere abitata e vissuta dai giovani. Ed ora gli auguri di buona Pasqua del Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, che nel suo messaggio ha invitato tutti ad essere costruttori di pace. Cristo è risorto, rallegratevi ed esultate. Possono sembrare fuori luogo queste parole di esultanza immersi nella guerra, ancora alle prese con una pandemia. Tuttavia, come credenti, sentiamo la verità profonda di queste parole. Non è la gioia e l'esultanza per quello che succede attorno a noi, è la gioia e l'esultanza per una speranza affidabile, che è quella che ci porta anche quest'anno il Signore risorto. Per la sua prima Pasqua da Vescovo, all'inizio del suo ministero episcopale nelle nostre terre e alla guida della diocesi di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin invita tutti a volgere lo sguardo verso quella che il pastore identifica come la speranza affidabile di Gesù. Noi crediamo che Lui può toccare il cuore di pietra di tanti uomini e donne di questo tempo e farli diventare cuori di carne, capaci di comprendere e di prendersi cura di tutte le membra sofferenti. Pensiamo in modo particolare a quelli che sono immersi nella guerra. Il suo è un messaggio senza parole di circostanza, ma ricco di grande umanità. L'esultanza e la gioia fondata sul risorto sia l'augurio che rivolgo a tutti voi. Ecco, radicati nella Pasqua, possiamo veramente essere ricchi di una speranza, gioiosi nel cuore, costruttori di pace e di una fraternità di cui abbiamo tanto bisogno. E allora
Buona Pasqua nel Signore risorto. Il forum Futuro Arsenale ricorre al TAR contro la delibera che cambia la proprietà, che è illegittima. Dice avviata una raccolta fondi dell'associazione per presentarsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto contro le decisioni del Consiglio Comunale sull'Arsenale. Il forum non demorde, intenzionato a riaprire la partita sulla questione della cessione della parte pubblica del compendio alla Biennale, tentando il tutto per tutto. Il ricorso dovrà essere consegnato entro il 14 maggio e l'obiettivo è quello di far dichiarare illegittima la delibera con cui il Consiglio Comunale all'inizio di marzo ha approvato a maggioranza lo schema di protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura e quello della Difesa per cambiare l'assetto proprietario dell'Arsenale di Venezia. E continuano gli arrivi di rifugiati ucraini ospitati nell'ULSS 3 Serenissima. Vediamo quindi il punto sullo screening. Venezia, come prima porta d'accesso tra Oriente e Occidente, registra al momento il maggior numero di arrivi di rifugiati dall'Ucraina. Complessivamente sono 2.300 le registrazioni degli arrivi effettuati tramite l'apposita piattaforma, che si abbassa a 1.700 utenti effettivi nella ULSS 3 Serenissima, tra i quali più della metà decide di vaccinarsi contro il Covid. Un dato che ci sta sorprendendo positivamente è che per la vaccinazione contro il Covid, dove il paese in Ucraina ha un'adesione attorno al 30-35%, i profughi da noi diciamo che si taglia attorno al 60% l'adesione, quindi ottima, insomma, ottima. Chiaro, non è il 90%, però è un bel salto, quasi il raddoppio di quello che è a casa loro. Pochi gli ucraini trovati positivi al Covid e non oltre la soglia del 2%. Tra gli arrivi l'età media è di 18 anni per i maschi e 30 anni per le donne, a conferma che si tratta soprattutto di arrivi di giovani donne con figli piccoli o comunque con minori al seguito. Di questi, più di 700 minori tra 0 e 16 anni soggetti all'obbligo vaccinale previsto qui da noi nelle nostre scuole. Tenete conto che stiamo parlando di tutta l'azienda ULSS 3, quindi andiamo da Chioggia a Dolo fino a Quarto Altino, passando per Milano e Venezia e Mestre. Le altane di Venezia fanno parte dello skyline della città e ne rispettano l'interesse paesaggistico ambientale. Con questo parere il TAR del Veneto ha annullato una disputa che si protraeva da anni tra una residente, la soprintendenza ed il comune. Le altane di Venezia fanno parte della città. Così il TAR del Veneto, che con questa sentenza chiude una vicenda iniziata nel 2019, quando il Comune aveva demandato alla Soprintendenza dei Beni la richiesta di una residente di costruire una propria altana sul tetto del proprio palazzo. Le altane a Venezia sono una sorta di terrazza in legno a cielo aperto che costituiscono parte integrante dello skyline della città, al punto da diventare luogo privilegiato da cui osservarla. Le peculiarità di Venezia, infatti, oltre ai suoi corsi d'acqua e ai suoi ponti, sono anche queste stesse altane. Ebbene, il Tribunale Amministrativo del Veneto ha accolto il ricorso di questa veneziana che si era vista bocciare la richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di queste altane in legno e la realizzazione di un abbaino di accesso sul tetto del palazzo dove abita, non distante dalla Salute. Il progetto pregiudica l'interesse del sito tutelato, le aveva detto la soprintendenza. I giudici amministrativi invece hanno rovesciato questo parere, annullandolo e ponendo fine così alle ragioni del contrasto dell'opera con il tutelato interesse paesaggistico ambientale. Torna a Jesolo il musical di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris, da stasera e per i prossimi 4 giorni. Le tappe del tour italiano slittato più volte a causa del Covid che festeggia il suo 20ennale. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 o 2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al meteo. Fronte freddo in arrivo dall'Europa orientale. La giornata di sabato 16 aprile, che precede la Pasqua, sarà comunque all'insegna di un tempo tutto sommato buono. Nel dettaglio, sul Veneto avremo ampi spazi di sereno, più significativi su Dolomiti e bassa pianura.
Addensamenti nuvolosi più frequenti altrove, specie sulle zone interne dove saranno probabili anche occasionali deboli piovaschi nel pomeriggio. Temperature stazionarie minime tra 6 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino sarà sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile e sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco sulla fascia prealpina. Soffierà bora sostenuta a Trieste. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, sole prevalente nelle ore pomeridiane, tuttavia non si escludono degli acquazzoni sulle zone meridionali della regione. Temperature minime intorno a 8-9 gradi, massime infine sui 23-24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.